Molto sconvolta dalla tragedia della bimba di 5 mesi morta mentre dormiva nel lettone con i genitori e il fratellino, verrà disposta l'autopsia. Una comunità straziata, racconta l'amministrazione. 81enne travolta e uccisa sulle strisce pedonali da un furgoncino in retromarcia. La tragedia nella tarda mattinata a Polverara, a poca distanza da dove l'anziana da bimba era stata investita. Orrore ad Altavilla Vicentina, il cadavere di un 42enne italiano trovato all'interno della sua auto nei pressi di un distributore. Era lì da almeno 2 giorni. La protesta in tutta Italia, in Veneto, per chiedere la difesa del sistema sanitario nazionale. Appello al Ministero e alla Regione: pericolosa deriva verso la privatizzazione, servono fondi. 5 uomini, 4 donne, età media 41 anni. Nasce ufficialmente la giunta del nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Riflette il cambiamento, dice, chiesto ai dai cittadini. Rischio commissariamento per il comune di Selvazzano d'Entro se entro 20 giorni non sarà approvato il bilancio 2022, inviata dal prefetto di Padova una diffida ai 17 consiglieri. Chiama porci 3 politici su Facebook. La procura di Venezia chiede l'archiviazione perché ormai è consuetudine, fa discutere la richiesta del giudice. Da domani pomeriggio al via l'adunata triveneta degli alpini a Belluno, palchi in allestimento, percorso tracciato. Antenna 3 seguirà tutti gli eventi legati alla festa delle penne nere e domenica la non stop dalla mattina per seguire il lungo sfilamento. TG del Veneto, ben ritrovati. Partiamo dalla piccola di soli 5 mesi, morta mentre dormiva nel lettone insieme a mamma, papà e al fratellino. È stata disposta l'autopsia, inutili tentativi di rianimarla, una comunità in lutto. Le parole dell'amministrazione comunale. Il fiocco rosa appeso sulla porta d'ingresso, il lenzuolino della culla di Meghan steso al sole, immagini di una vita normale, di una famiglia serena, sconvolta ora da una tragedia troppo grande da accettare. Oggi c'è un silenzio quasi irreale attorno a questa villetta di via Cartiera a Rossano Veneto. Al campanello di casa non risponde nessuno, troppo forte il dolore, non c'è più nemmeno la forza di parlare. Il dramma si è consumato nella notte, intorno all'1:30. Meghan, nata a gennaio a San Bassiano, stava dormendo nel lettone con i genitori e il fratellino di 6 anni. All'improvviso il malore. Il papà, Daniel, 30 anni, e la mamma, Irina, 24, si sono accorti che qualcosa non andava, che la loro Meghan, 5 mesi, non stava bene. Subito hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 che hanno tentato di salvarla per quasi un'ora. La rianimazione cardiopolmonare è stata però inutile e alla fine è stato constatato il decesso. Le cause della morte sarebbero riconducibili a un arresto cardiaco, ma con ogni probabilità la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia per fare chiarezza sul decesso della piccola Meghan, mentre i carabinieri avvieranno gli accertamenti del caso perché vengano chiariti tutti gli aspetti di una tragedia che nessuno si aspettava. Un dolore immenso per la famiglia Neculai, che prima di trasferirsi nel 2020 a Rossano Veneto viveva a Tezze sul Brenta. La notizia della tragica scomparsa della bambina si è diffusa rapidamente in paese, destando grande sconcerto. È una tragedia immensa, è un dolore che non potrà che non lasciare cicatrici. E siamo vicini alla famiglia per qualsiasi cosa abbiano bisogno e prego anche la nostra comunità, che si è sempre dimostrata generosa e attenta, di essere vicini a questi giovanissimi genitori. Nel Padovano ora per una tragedia che si è consumata all'ora di pranzo. Un'anziana del paese è stata investita e uccisa da un camion che stava facendo retromarcia nello stesso punto quando era più piccola. Era stata investita ulteriormente e aveva perso una gamba. È morta investita da un camion esattamente a 100 metri di distanza da dove da piccola era rimasta coinvolta in un incidente molto simile nel quale aveva perso una gamba. Silvana Pittarello, 81enne di Polverara, è deceduta questa mattina intorno a mezzogiorno mentre stava attraversando la strada in via Volpara, proprio in centro paese. La signora aveva parcheggiato l'auto, non si sa se era appena stata o stava andando dal medico di base. Mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, un camion frigo che stava parcheggiando effettuando una
manovra in retromarcia ha colpito la donna facendola cadere violentemente a terra. I traumi e le ferite sono state letali. L'anziana è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e una pattuglia dei vigili per regolare il traffico lungo quel tratto di strada provinciale. In pochi minuti in paese si è sparsa la notizia dell'incidente e i nipoti dell'anziana sono corsi sul posto. L'81enne era molto conosciuta a Polverara perché fino a qualche anno fa aveva gestito il negozio di frutta e verdura. La Silvano. conoscevo da bambino, veramente. Mi fa piacere. E quando che... Scusi un attimo. Quando giocavamo vicino sul negozio di frutta e verdura, che andavamo dalla Silvana, si diceva. All'età di 7 anni, Silvana Pittarello aveva perso una gamba dopo essere stata investita da un camion vicino alla chiesa di Polverara. Un tragico destino, quello dell'anziana, morta 74 anni dopo in un incidente analogo. L'autista del camion che l'ha investita, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test. La procura intanto ha aperto un'indagine, non si esclude che l'autista possa essere indagato per omicidio stradale. Ritrovamento shock in un parcheggio ad Altavilla Vicentina. Il corpo di un uomo è stato scoperto all'interno di un'automobile ed è giallo. Sulle cause del decesso. Si chiamava Alberto Berti, 42 anni, italiano. Per ora solo questo è stato reso ufficiale sull'identità del corpo che questa mattina è stato ritrovato ad Altavilla Vicentina all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi di un distributore di carburante lungo la strada del Melaro. Il corpo riverso sul sedile del passeggero con la cintura allacciata di una Fiat Punto bianca parcheggiata da qualche giorno. È ancora giallo sulla causa della morte che solo l'autopsia potrà accertare. Nel frattempo il nucleo investigativo dei Carabinieri sta cercando di recuperare le prove, ipotizzando possibili ricostruzioni sull'accaduto. Morte naturale o violenta? Nulla è stato ancora definitivamente escluso. Sembrerebbe poco probabile un malore o una morte naturale, ma più che altro che qualcuno abbia accompagnato questa persona in questo parcheggio interno alla stazione di servizio, parcheggiata l'auto in modo esemplare, fra l'altro. Al sindaco accorso per sincerarsi dei fatti è stato confermato il decesso dai parenti di Alberto, convocati per il riconoscimento. L'uomo saltuariamente risiedeva dalla zia e dal papà. Il primo ad accorgersi del cadavere verso le 6, un lavoratore smontante dal turno di notte che per fare colazione al bar aveva parcheggiato l'auto proprio accanto alla Punto bianca. La prima cosa che ho fatto, ho guardato, riguardato, l'ho visto un po' strano, ho chiamato il gestore del bar. Ho detto venga fuori a vedere perché c'è una persona strana in macchina e lui ha constatato dicendo appunto che per lui era morto. Ho detto la prima cosa che ho fatto come coscienza, ho allertato i carabinieri. Sul corpo esaminato verso mezzogiorno dal medico legale, sulla bocca e sulla spalla sarebbe presente una grande macchia di vomito, ma esternamente nessun segno di violenza. Per questo tra le ipotesi sembra essere un'overdose la causa di morte più probabile. Fondamentale sarà la raccolta di tutti gli indizi. La stazione di servizio, ho parlato anche con il responsabile, sono dotate di un grande numero di telecamere, mi hanno anche riferito che non c'è stata sovrascrittura, quindi dovrebbero essere integri i filmati e mi auguro che si addivenga ad una soluzione di questo caso increscioso. Arriverà domani tra le 13 e le 14 all'aeroporto Marco Polo di Venezia la salma di Anna Tuzzato, la 29enne originaria di Fiesso d'Artico, morta nel rogo della sua casa alle porte di Bruxelles in Belgio, dove conclusesi gli studi universitari era a vivere trovando lavoro nel campo delle organizzazioni non governative dove era impegnata come volontaria nel mondo delle coltivazioni ecosostenibili. I funerali di Anna Tuzzato si terranno sabato prossimo 17 alle 15 nella chiesa di Santissima Trinità a Fiesso d'Artico. La protesta dei medici in tutta Italia, dunque anche nel Veneto, per chiedere la difesa del sistema sanitario nazionale. A Padova è stato lanciato l'appello al Ministro e alla Regione. Pericolosa la deriva verso la privatizzazione, servono fondi per fermare i medici in fuga.
Manifestazioni di piazza a Bologna e Catania, assemblee e sit-in in 39 città italiane, anche a Padova. I medici hanno fatto sentire il loro grido di allarme per il futuro della sanità pubblica. Le varie sigle sindacali della dirigenza medica, ospedaliera, veterinaria e sanitaria non escludono a breve uno sciopero e lanciano un monito al Ministero della Salute. Il costante disinvestire sulla sanità pubblica porterà alla distruzione del sistema con dimissioni di massa dei medici. Noi siamo molto preoccupati che questa declinazione regionale, una manifestazione regionale, nazionale, parte dal problema che siamo sottofinanziati. Noi abbiamo una percentuale di investimento del PIL, prodotto interno lordo per l'Italia, che è appena superiore a quello della Grecia, appena sopra il 6%, inferiore di punti e di miliardi per quanto riguarda Francia, Inghilterra e Germania. Con pochi soldi è difficile dare la salute ai cittadini e questo è un richiamo nazionale a un investimento concreto per questo governo in termini di assistenza sanitaria pubblica. Stipendi bassi, turni massacranti, pochi investimenti da parte dello Stato. La sanità pubblica sta perdendo attrattività, spiegano i diretti interessati. Il sistema pubblico non è più attrattivo prima di tutto per le condizioni di lavoro. Per lo stress correlato al Covid la cosa si è acuita in maniera terribile. La problematica principale è il fatto che non si riescono a fare riposi, non si riescono a fare ferie, i weekend sono tutti occupati, il tempo possibile da dedicare alla famiglia si riduce sempre di più. Se a questo aggiungiamo il continuo confronto economico con altre realtà che sono entrate negli ospedali negli ultimi anni, ed è impietoso perché noi guadagniamo spesso la metà di quello che viene offerto ai colleghi che vengono dall'esterno, è evidente che le persone perdono amore per il sistema sanitario pubblico e cercano di trovare un sistema per poter governare il proprio tempo. La richiesta principale è di arrestare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari, investendo sul personale per arginare le liste d'attesa e per tutelare il diritto alle cure. Un maggior finanziamento pubblico per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale e di conseguenza anche di quello regionale, un miglior adeguamento delle strutture, migliorando la rete ospedaliera, ovviamente l'altro aspetto molto importante è l'incremento del numero dei dirigenti, sia medici e anche degli infermieri. Vicenza nasce la giunta di Giacomo Possamai, età media 41 anni. Giunta made by Giacomo Possamai. Ecco la prima foto degli assessori della tavola rotonda, anzi rettangolare, di Palazzo Trissino. Sorrisi e sorrisi e ancora sorrisi. Si comincia da qui, da oggi inizia a lavorare la squadra che governerà Vicenza per i prossimi 5 anni. Il sindaco gioca con il 4-3-3, lui libero a tutto campo. Restano gli altri 9, 3 assessori che hanno già seduto in giunta, 3 ex consiglieri comunali che per la prima volta sono chiamati a fare gli amministratori e poi 3 novità assolute. In tutto 5 uomini e 4 donne, età media 41 anni. Sì, è una scelta simbolica, nel senso che però che dà anche un messaggio forte alla città, perché questa è una giunta che ha un mix di innovazione, competenza ed esperienza. Un mix di novità ed esperienza. Scendono in campo Isabella Sala, vice sindaco con deleghe a bilancio, tributi, lavoro, pari opportunità, attuazione del programma. Cristina Balbi, già nella giunta variati, torna come assessore a urbanistica, edilizia privata e commercio. A Sara Baldinato vanno ambiente, politica energetica e agricoltura, cultura e turismo a Ilaria Fantin. Leonardo Nicolai è assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all'innovazione. Giovanni Selmo acquisisce le deleghe a istruzione, edilizia scolastica e politiche per la pace. Cristiano Spiller è l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità. Matteo Tosetto, come con la giunta di centrodestra, è assessore al sociale e al benessere degli animali. Acquisisce anche la delega ai quartieri. Leone Ziglio è il nuovo assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace. 2 le raccomandazioni che oggi, al primo giorno, il sindaco rivolge alla sua squadra. Studiare, approfondire, stare sul pezzo, ma anche stare in mezzo alle persone, nei quartieri, parlare con tutti, ricordarsi che
non c'è solo la campagna elettorale, ma c'è il momento del governo. Il momento del governo è un momento in cui bisogna stare in mezzo alla gente, esattamente come in campagna elettorale. Oggi per la prima volta si riunisce la Giunta. Si inizia da qui, da questa data, 15 giugno del 2023. Toccherà ai vicentini stabilire se il lavoro sarà soddisfacente, se la città davvero evolverà, migliorerà. È finito il tempo della campagna elettorale, dei proclami. Da oggi, dalle parole iniziano ufficialmente i fatti. Ai cittadini, l'ardua sentenza. Da Vicenza al Padovano, rischio commissariamento per il comune di Selvazzano d'Entro se entro 20 giorni non sarà approvato il bilancio 2022, inviata dal prefetto di Padova Raffaele Grassi, una diffida ai 17 consiglieri. 20 giorni di tempo per approvare il bilancio 2022 è una diffida quella inviata dal prefetto di Padova Raffaele Grassi, 17 consiglieri comunali di Selvazzano d'Entro, 23.000 abitanti, uno dei comuni più popolosi della cintura urbana di Padova. Il documento va approvato entro il 30 aprile. Abbiamo 20 giorni di tempo per ritornare in Consiglio Comunale e votare, mi auguro, favorevolmente tutti, perché il problema di base è che ci sono state delle defezioni nel Consiglio dell'8 di giugno, non per il bilancio di previsione ma per il rendiconto, che è la fotografia praticamente di quanto avvenuto nel 2022. Problemi legati al regolamento comunale che conta come voti contrari anche le astensioni e l'8 giugno sono state 5, spiega il sindaco Rossi. Io sono un sindaco, espressione di forze civiche. Continuo a lavorare a favore dei cittadini e della città di Selvazzano con sempre il solito entusiasmo, impegno e passione. Ho come la sensazione che ci siano dei giochetti, Selvazzano va alle elezioni l'anno prossimo, per cui insomma si è probabilmente aperta prima del tempo la campagna elettorale. Se entro i primi di luglio, scadenza dei 20 giorni, il bilancio non sarà approvato, il comune sarà commissariato. Già da adesso alcuni lavori, come quelli di manutenzione delle scuole o l'animazione prevista per l'estate, sono fermi, spiega il primo cittadino. Io veramente faccio un appello, se è possibile, al buon senso e all'amore che tutti diciamo di avere per la nostra città, che veramente questo rendiconto venga votato e che partano tutti i lavori che abbiamo in mente di fare. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo dagli insulti ai politici che, secondo la Procura di Venezia, sono nella dialettica quotidiana tanto da aver perso la loro forza lesiva. Da qui la richiesta di archiviazione del caso di un uomo che aveva insultato alcuni amministratori pubblici chiamandoli porci su Facebook. Vediamo. La Procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'accusa contro una persona che su Facebook aveva definito porci degli amministratori pubblici. Questo perché ormai consueto l'insulto ai politici nella dialettica quotidiana, a tal punto da perdere la forza lesiva e ridursi ad un ordinario metodo attraverso il quale criticare la loro azione. Il giudice si è riservato di esprimersi nei prossimi giorni. I fatti si sono verificati in un comune del Veneziano, ma fanno discutere ovunque, compreso nel capoluogo, dove proprio oggi c'è consiglio comunale. Oltre che politico di lungo corso, Gianfranco Bettini è anche sociologo. È un esercizio difficile tenere l'equilibrio fra garantire il mio diritto di dire anche con forza quello che penso di una persona, di una situazione e l'evitare che vada oltre. Sfoghi che certo possono essere a volte molto fastidiosi, molto irritanti, a volte anche pericolosi quando aizzano alla violenza, per esempio. Attacchi, se non addirittura offese e minacce via internet sono fenomeni tristemente diffusi da parecchio tempo. Ermelinda Damiano, da 8 anni presidente del Consiglio Comunale di Venezia, racconta la sua esperienza. Appena eletta nel 2015 ho ricevuto i peggiori insulti che potessero essere attribuiti a una donna, insulti anche personali. Sono andata avanti dritta per la mia strada cercando di dimostrare con i fatti quello che potevo valere come persona e come amministratore. Giovanni Giusto è delegato alla tutela delle tradizioni e con la sua rubrica di storia veneziana totalizza centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti. Parlare di cultura lo mette solo parzialmente al riparo. Ci sono quelli che entrano in alcune discussioni anche piacevoli soltanto per andare a destabilizzare. Questi entrano in merito esclusivamente per invidia. Quasi sempre l'invidia la gioca alla grande. Quindi
non badiamoci, io nemmeno rispondo. Adunata Triveneta degli Alpini, andiamo a Belluno con gli ultimi allestimenti. Si concludono gli interventi logistici in vista dell'inizio di domani. Si stanno montando i palchi delle autorità qui per il fine settimana alpino di Belluno. Ultimo atto pratico di un programma che ci viene illustrato dal presidente della sezione Lino De Pra. Oggi siamo abbastanza a buon punto e quindi diciamo che con questo atto conclusivo poi formalmente siamo a posto. Ricordiamo un po' il percorso. Partiamo dal quartiere di Cavarzano, da via Giovanni Paolo I in particolare, piazzale Fani dove verrà fatta la resa degli onori alle massime autorità e il labbro nazionale, poi dopodiché scenderemo, imboccheremo il Ponte degli Alpini al quale noi ci teniamo in modo particolare e poi faremo viale Fantuzzi, via Segato e poi entreremo in piazza dei Martiri. Passeremo davanti alle tribune, il cerimoniale è stato organizzato in maniera tale che tutti quanti abbiano la giusta visibilità e poi scenderemo verso via Simon da Cusighe per lo scioglimento. Sappiamo già che ci sono numerosi pullman che arrivano, siamo sull'ordine oltre un centinaio di pullman con tutti i parcheggi adeguati. Trovate tutto comunque sul sito della sezione. Chi invece viene solo per vedersi la sfilata dalle transenne, come si deve muovere? Potete utilizzare quelli che sono i parcheggi anche all'esterno della città che saranno serviti dalle 7:30 del mattino dai bus navetta gratuiti che porteranno le persone verso il centro e poi a fine manifestazione li riporteranno fuori. Quanta gente vi aspettate? Ma noi ci aspetteremo quelli 7-8 mila alpini che verranno a sfilare, perché questi sono i numeri che in effetti arriveranno a Belluno. Quindi contiamo che ogni alpino possa avere anche un parente, quindi pensiamo sui 15.000. Si comincia domani pomeriggio con l'apertura del Museo del Settimo a Sedico a Villa Pat, al quale noi teniamo in modo particolare perché ci saranno i nostri alpini del Settimo che faranno l'apertura e che daranno le dovute spiegazioni. Alle 17 qui al Parco Città di Bologna in centro a Belluno ci sarà l'apertura e il taglio del nastro della cittadella della protezione civile e in più dei campi scuola dei nostri ragazzi che interverranno numerosi per la presentazione di quello che stanno facendo all'interno dei campi scuola. Poi la sera ci sarà così una testimonianza, chiamiamola pure spettacolo, per quanto riguarda quello che è il momento di solidarietà degli alpini, della loro storia e anche poi della generosità con la quale si sono messi a servizio delle comunità per le emergenze e per tutti i bisogni delle comunità. Questi dunque gli eventi di venerdì, poi sabato il Neve Galla Santa Messa, in piazza Martiri l'alzabandiera ufficiale e poi domenica mattina dalle 7:30 lo sfilamento, il gran finale. Tutti eventi che continueremo a raccontarvi in diretta qui da Belluno. Allora in diretta evidentemente su Antenna 3 tutti gli appuntamenti a partire da domani con l'inizio ufficiale del raduno, le prime immagini e testimonianze raccolte dalle nostre telecamere, poi sul Neve Galla dalle 9:30 per seguire l'alzabandiera, dalle 10:30 la Santa Messa in onore ai caduti celebrata dal Vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. La diretta continuerà sabato a partire dalle 21, dopo i nostri telegiornali per raccontare la serata alpina bellunese e poi la sfilata delle penne nere nella giornata di domenica. Inizieremo alle 7:30 del mattino fino alla fine dell'evento. I riflettori di Antenna 3 saranno puntati sulle penne nere. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto. Siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Si afferma gradualmente sull'Italia l'alta pressione, ma attendiamoci ancora una locale variabilità. Il dettaglio di venerdì 16 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Di pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai monti dove saranno probabili i consueti temporali in locale estensione fino alle pianure limitrofe. Di sera rasserenamenti. Temperature in locale aumento, minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25-28 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi e sulle zone limitrofe. Potrebbero essere anche forti. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma non sono esclusi, come vediamo, anche dei brevi rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.